Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti al terzo appuntamento dei seminari di Rive 2025 che come ricorderete è dedicato questo ciclo di seminari è dedicato a un volume, a uno studioso trascuratissimi che così stiamo cercando di studiare, anzi di ristudiare proprio perché eh, sentiamo la necessità di riportare alla luce questi scritti preziosi e soprattutto forse più che i contenuti di questi scritti, forse questa cosa emergerà anche oggi, che sono sempre quasi disturbanti da certi punti di vista, proprio questo approccio assolutamente multiforme alla materia cultura in generale, storia della cultura. Oggi abbiamo due interventi, un binomio molto bello che sono contentissima di ospitare, una carissima collega nonché organizzatrice del seminario di Rive, che è Martina Frank, che tutti voi conoscete, ma su cui comunque dirò qualche parola, che ci presenterà un intervento che ha per titolo Nei giardini di Battisti e poi vedremo quanto rimarrà dentro i giardini di Battisti, forse non tanto, ma non voglio anticipare niente. Allora, Martina ha studiato a Vienna, come tutti saprete, ha fatto le scuole francesi, una cosa che insomma ci avvicina anche, e ha conseguito sia il master che il dottorato, nonché l'abilitazione a Vienna, poi ha cominciato a insegnare in Italia, professore ordinario di storia dell'architettura all'Università Ca' Foscari di Venezia, insegna storia dell'architettura e dei giardini, architettura del paesaggio, storia della committenza artistica. Numerosissimi incarichi di visiting, ha insegnato a Padova, Udine, Graz, Vienna, visiting professor a Montreal, insomma davvero una carriera brillantissima, membro di diverse riviste importanti, tra cui ricordo le Carnet du Paysage e direttrice della rivista 1800 ed è anche membro della rivista Intrecci d'Arte. Tra i suoi temi di ricerca più recenti ci sono palazzi, ville e giardini del barocco veneziano in relazione al contesto culturale europeo, le accademie d'arte nel XIX secolo, i disegni teatrali, in particolare quelli della Bottega dei Galli Bibbiena, nelle collezioni nordamericane, ha scritto moltissimi saggi e articoli sulla storia dell'arte e dell'architettura che vanno dal XV al XX secolo e tra i suoi libri ricordiamo lo studio sul mecenatismo della famiglia Manin, il volume notissimo su Baldassarre Longhena e poi tra l'altro un volume uscito di recente di cui è curatrice insieme a Hans Saurenhammer dedicato ai soffitti veneziani. Io non tardo oltre, la ringrazio moltissimo per aver accettato questo invito e le lascio subito la parola. Grazie Valentina. Sì, ho accettato questo invito e un po' mi pento, devo dire. E capirete anche forse, probabilmente perché. Quindi innanzitutto volevo dire che spero di non deludervi perché non parlerò dell'antirinascimento o soltanto molto lateralmente e non parlerò nemmeno soltanto di Battisti. Ho deciso di mettere al centro di queste riflessioni un saggio di Battisti scritto circa 10 anni dopo l'antirinascimento nel 1971 perché questo saggio si inserisce in un contesto molto preciso che riguarda proprio l'argomento storia dei giardini, che proprio in quel momento prende forma, diciamo, come una disciplina autonoma. Ho scelto questo saggio anche perché non ha carattere monografico, perché non parla né di un luogo, né di un periodo, né di un unico argomento. È un testo davvero cruciale che a partire dalla nozione di giardino si interroga sul rapporto tra cultura e natura. Ehm, è un testo estremamente denso e che ha avuto
forse a differenza dell'antirinascimento, una grandissima incidenza sulle ricerche future che sono state fatte sul tema del giardino. E fin dall'inizio la complessità e la ricchezza del testo sono stati ben riconosciuti. Vi propongo una breve citazione di una recensione dove Christopher Tucker, e vi spiego anche chi è, ci dice che l'autore fornisce splendidi punti di riflessione e un contributo di singolare ricchezza che stimola il lettore a un vortice di riferimenti incrociati e approfondimenti. Questo signore, Christopher Tucker, è in realtà un docente di letteratura francese a Dublino, quindi non c'entra niente con questi argomenti, ma è contemporaneamente anche il fondatore di una importantissima rivista che si chiama Garden History e che è tuttora, diciamo, il periodico più importante in ambito di storia dei giardini. La fonda proprio nel 1970. Quindi siamo esattamente in questo stesso ambito cronologico. E su questo tornerò poi in conclusione. Va? Ecco. Quindi il testo al quale faccio riferimento è contenuto in questo libro che si chiama The Italian Garden. Si tratta degli atti di un convegno che si è tenuto nel 71 a Dumbarton Oaks. Questo convegno è stato estremamente significativo per delineare lo status dello studio dei giardini storici in quel momento preciso. Innanzitutto l'importante premessa è che in effetti in quel momento studiare i giardini è completamente fuori moda, cioè nessuno si occupa di giardini storici e il curatore del convegno e poi anche del volume, che è David Coffin, ci racconta che ha avuto grandissima difficoltà a trovare dei relatori per il convegno, cioè tutte le persone interpellate hanno declinato l'invito. In effetti vedete che questo volume ha soltanto 4 contributi, che è decisamente poco per gli atti di un convegno, e vedete anche l'indice, quindi 2 italiani, una inglese e una americana, e su questi contributi, ovvero sui partecipanti, tornerò in chiusura. Ma prima vi presento brevemente anche il luogo molto significativo dove si tenne questo convegno. Si tratta di una residenza del 800 alle porte di Washington, che è stata acquistata nel 1920 dalla ricca coppia Robert e Mildred Bliss. È un signore con un'importante carriera diplomatica che poi dedica i suoi soldi alla promozione culturale. In effetti nel 40 la coppia dona l'intero complesso all'Università di Harvard per la fondazione di un centro studi inizialmente dedicate all'arte bizantina e alla cultura precolombiana. Studi sull'architettura del paesaggio sono inseriti, mi raccomando, architettura del paesaggio, non storia dei giardini, sono inseriti a partire dal 1959. E significativamente nell'anno del nostro convegno, cioè nel 1971, questo organismo cambia nome,
cioè fino a quel momento si chiamava Program in Landscape Architecture e d'ora in poi, dal 71 in poi, si chiamerà Studies in Garden and Landscape Program, quindi i giardini vengono inseriti. Quindi veniamo a questa conferenza di Battisti del 1971. Lo faccio inizialmente senza immagini, un po' come lo stesso Battisti, che ne inserisce davvero pochi. Battisti ci dice che l'estensione in scala del progresso della conquista estetica della natura, e poi solita vena polemica, certamente più fruttuosa che la conquista della Luna, siamo a ridosso, no, del famoso viaggio. Quindi questo, l'estensione in scala del progresso della conquista estetica della natura, è il tema del presente saggio. Ma prima di venire a questa estensione in scala, ovvero prima di spiegare la differenza, ma anche i legami tra quello che è indicato nel titolo, cioè tra natura artificiosa e natura artificialis, Battisti definisce il giardino, e questo è ovviamente il nucleo fondante di tutto il pensiero. La storia, come è testimoniata nei documenti letterari e archeologici e nelle opere d'arte congelate nei musei, è quasi inevitabilmente una falsificazione, un mero guscio vuoto. Questo fraintendimento si verifica specialmente per quanto riguarda la storia dei giardini, luoghi creati per viverci dentro e non per guardarli in fotografie. Architetture grandiose costituite non solo da alberi, aiole fiorite e sentieri, ma pure da varie e contrastanti sensazioni, da atteggiamenti dinamici che trasformano l'anima e il corpo. Il suono dell'acqua, la musica, gli uccelli sono parte dell'atmosfera incantata di un giardino, in quanto sono piaceri fisici, come le temperature che cambiano secondo le stagioni, i diversi gradi di umidità, la quantità di ossigeno e l'aroma delle spezie e dei fiori, tutti calcolati da abili e sconosciuti artisti. Battisti formula questa definizione ricorrendo a lunghissime citazioni, soprattutto di uno dei suoi autori preferiti, che è Francis Bacon, e di Bacon è tratto anche l'incipit del saggio e segue un'altra piccola citazione di Bacon, appunto, in traduzione italiana. Dio onnipotente innanzitutto piantò un giardino, e questo è certamente il più puro dei piaceri umani. È il massimo sollievo degli spiriti dell'uomo, senza il quale edifici e palazzi non sono che opere grossolane. E si constaterà sempre che quando le epoche evolvono verso la civiltà e l'eleganza, gli uomini giungono a costruire in maniera grandiosa, prima di fare giardini in modo raffinato, come se il far giardini fosse un grado superiore di perfezione. Nella definizione di Battisti è quindi la dimensione sensoriale e corporea dell'esperienza del giardino che egli intende sottolineare, sfruttando testimonianze storiche e letterarie come appunto Bacon, ma i riferimenti sono tantissimi, da Poliziano a Francesco Colonna naturalmente, eccetera. In seguito passa ad analizzare alcuni di questi dispositivi, secondo il duplice filo conduttore che è quello del piacere e della salute. Il giardino è concepito per stimolare i 5 sensi. Scusate. Il solo elemento acqua, secondo Battisti, permetterebbe di ripercorrere una parte della sensibilità di un'epoca.
della sua acutezza nei confronti della materia naturale plasmata dall'arte. Attraverso lo studio del modo con il quale il corpo esplora lo spazio, attraverso il percorso, in maniera soprattutto immanente, e studiando come l'atmosfera climatica di una villa deve provocare benessere, si può vedere che è un immaginario di contatto a fare del giardino il luogo ideale e sicuro per una vera e propria immersione nella natura. Il giardino è quindi un'opera d'arte, un'opera di architettura, ma è anche natura. Per Battisti, il giardino del Rinascimento è un complesso sistema concettuale che fa parte della capacità rinascimentale di giocare con i sensi umani, ma egli avverte che il codice per interpretarlo è complicato e altamente ambiguo. Il giardino è dunque un luogo di piacere, il locus amenus, ricolmo di gioia, ma anche il luogo del lamento. È un rifugio per la meditazione privata, ma anche un posto per feste, un luogo di libertà sessuale e intellettuale, di discussioni filosofiche, una medicina per il corpo e per l'anima. È un modello calcolato e ben ordinato dell'universo, un esperimento di immortalità, una visione di eterna primavera. È un luogo di esposizione d'arte, un laboratorio scientifico, spesso in concorrenza con la natura stessa. E qui vi faccio molto rapidamente vedere alcune immagini che contengono alcuni di questi elementi che per lui sono tanto importanti, quindi la botanica, e vedete a destra c'è una delle famose lunette di Giusto Utens che documentano le ville medicee, e dove vedete in basso la lunetta vista così complessivamente mette in evidenza, no, questa struttura geometrica regolare architettonica, mentre i particolari affondano proprio in questa ricchezza di materiale vegetale vario che uno non sospetterebbe. Poi l'evento acqua nelle sue diverse manifestazioni, qui due esempi di fontana oppure di appunto una di queste meravigliose macchine idrauliche che fanno in questo caso cantare l'uccellino. Oppure qui a sinistra un dettaglio del museo di Paolo Giovio sul lago di Como, come esempio appunto di un luogo museale o espositivo, e alcuni elementi del giardino tratti da l'ipnerotomachia polifili di Francesco Colonna. Quanto alla matrice stilistica di questi giardini, quindi l'ordine e la simmetria, così come l'abbiamo visto nell'immagine precedente, i singoli elementi costituenti, come quelli che vedete da Francesco Colonna, cioè i pergolati, le panchine, i portici, i padiglioni, le fontane, anche quelle musicali, esse hanno, secondo Battisti, origini multiple che vanno cercate nel Medioevo francese, ma anche nella tradizione italiana, riferimenti a Boccaccio, ovviamente, per esempio, oppure anche nella cultura islamica. Complessivamente, e questo è importante, Battisti dice che lo scenario architettonico del giardino sembra seguire schemi davvero monotoni. E si capisce quindi che questa matrice stilistica, l'ordine e la composizione geometrica architettonica non possono stare al centro delle analisi e considerazioni di Battisti. La trasformazione rinascimentale del giardino ebbe luogo
non propriamente nel giardino per se stesso, ma nell'intera disposizione del palazzo o della villa e nel rapporto tra giardino e paesaggio. In effetti, la seconda parte del saggio, e anche questa la posso affrontare solo per frammenti, per appunto la già citata ricchezza del testo, la seconda parte si occupa appunto del sito e del rapporto tra giardino e paesaggio, quindi di quello che potremmo chiamare la vista o il panorama. Battisti dice che si tratta quindi di esaminare il ruolo subordinato del giardino entro un paesaggio immenso, del quale esso, il giardino, è soltanto una minuscola oasi di ordine o di disordine artificiale. Gli esempi che lui cita per mettere in evidenza questo legame tra giardino e paesaggio sono quelli che secondo lui si trovano ancora oggi in un discreto stato di conservazione, ovvero dove la lettura di quello che per lui è proprio il perno centrale è ancora leggibile. E questi sono, ve li faccio vedere, il Palazzo Piccolomini a Pienza degli anni 60 del 400, dove si apre questo loggiato in tripla sovrapposizione su un giardino pensile e poi oltre il paesaggio, come ben si vede in questa immagine. Sì, quindi quello che per Battisti è importante è che non si deve leggere il giardino come elemento isolato, ma la lettura deve necessariamente tenere conto del paesaggio che ne è una parte integrante e anche qui a sottolineare, come dire, la correttezza di questa lettura, lui riporta un passo dei commentari del committente Papa Pio II Piccolomini. Il secondo esempio è il Palazzo Ducale di Urbino, che vedete qui con il famoso loggiato che ovviamente è concepito proprio come un elemento di apertura sul paesaggio con significati poi multipli che non andremo a approfondire, ma dove la parte forse più significativa è questo cortile. Vedete un giardino pensile qui interno, completamente circondato da altissime mura, ma guardando meglio, questo giardino è sì circondato da mura, ma uno di questi muri è traforato da queste ampie finestre che si aprono sul paesaggio e dove Battisti fa anche poi scusate, questo era troppo veloce, fa anche l'analogia con il ritratto di Federico da Montefeltro. Inoltre, secondo Battisti, l'integrazione visiva e architettonica del giardino entro un ampio panorama è solo una parte di un più vasto processo che fa coincidere gli elementi del paesaggio naturale con il disegno del giardino. Ne sono in effetti anche di questo rapporto, questa coincidenza, sono manifestazione anche immense forme naturali preservate nel loro stato naturale oppure considerate come delle sorte di reliquie che possono essere trasformate anche in forme nuove. A questo proposito lui cita Michelangelo, ricordando un passo da Vasari che riguarda le Alpi Apuane che vedete a sinistra.
E vi faccio la piccola citazione. Quindi Michelangelo ebbe molti capricci di fare in quelle cave per lasciare memoria di sé, cioè voleva lavorare direttamente sul posto. Voleva fare quindi statue grandi, invitato da quei massi. Gli venne voglia di fare un colosso che da lungi apparisse ai naviganti, quindi una sorta di colosso di Rodi. E certo avrebbe fatto se il tempo bastato gli fosse o l'impresa per la quale era venuto l'avesse concesso. Il secondo esempio è ovvio, è l'Appennino di Giambologna nella Villa Medicea di Pratolino, che è quindi la manifestazione artificiale, no? Di questo contatto con l'elemento naturale che viene trasformato. Fa parte di questo ambito di riflessione anche il ricco sistema delle grotte, particolarmente quelle cinquecentesco, e questo ci permette anche di aprire, come dire, al prossimo intervento. Secondo Battisti, le grotte, così come vengono già citate da Leon Battista Alberti, sono scrigni senza fondo e sono concepite o come caverne rustiche oppure come grotte marine. Grotte marine che si erano diffuse già a Roma fin dal primo Cinquecento, e Battisti cita l'esempio di una loggia grotta non più esistente collocata sul Tevere, legata a Villa Chigi, cioè all'attuale Farnesina. Sempre secondo Battisti, ovviamente la grotta come un elemento di sorpresa e anche di inganno introduce un nuovo sentimento nell'esperienza del giardino, ovvero la meraviglia, e introduce anche un nuovo ingrediente accanto alla botanica che abbiamo visto essere importante, ovvero la geologia. Per Battisti le grotte sono come delle cupole rovesciate, cioè dove la punta punta verso la terra e non verso il cielo. Fa una lunga descrizione poi delle grotte, della grotta composta da Trevani, sempre di Bernardo Buontalenti ai Giardini Boboli, che qualifica come un laboratorio cosmologico di creazione biologica. E anche qui si tratta di una grotta che può essere letta sia come caverna rustica che come grotta marina, perché originariamente sul soffitto della grotta era inserita una vasca trasparente con dei pesci e che quindi dava l'impressione che si stava sotto il livello del mare. In questa grotta, che quindi dispiega tutto questo repertorio finto naturale di formazioni varie, sono inserite adesso in copia, gli originali sono al museo, i prigioni di Michelangelo, no? Queste sculture che erano state concepite per il mausoleo di Papa Giulio II. Questi prigioni sono come dei fantasmi addormentati ad uno stato intermedio tra la naturalità rozza, cioè quella che avevamo visto anche nelle Alpi Apuane, e l'irraggiungibile perfezione dell'idea. E per Battisti si tratta appunto proprio
di capolavori perché non appartengano a nessuna sfera definita, né quella della natura né quella dell'arte. Quindi quello che vi ho detto finora è soltanto una minuscola parte di tutti gli argomenti che Battisti veramente spara, sì, come una mitragliatrice in questo saggio. Ma per capire l'importanza di quello che lui sta facendo in quel momento, bisogna guardare un po' indietro, cioè bisogna capire che cosa voleva dire in quel momento occuparsi di giardini storici o occuparsi di paesaggio. Nel testo di Battisti sono ovviamente citati diversi testi, ma si tratta soprattutto di fonti documentarie, testi letterari, eccetera. Per quel che riguarda la storia dei giardini, lui fa riferimento a un unico testo, sì, e non poteva neanche fare diversamente, ed è il libro di Dami, Luigi Dami, Il giardino italiano, pubblicato nel 1924. Battisti quindi dichiara di averlo utilizzato come uno dei testi fondamentali, ma l'unico concreto riferimento ad Ami che lui fornisce è ovviamente in negativo e dice, in effetti, sebbene molti visitatori e perfino specialisti come Dami siano convinti dell'importanza del paesaggio circostante al giardino italiano, ci troviamo in realtà in una situazione di indifferenza totale. Quindi dice che Dami non ha capito nulla perché considera il giardino come un elemento isolato. Che cosa si intendeva quindi per giardino italiano prima? Queste sono alcune immagini del volume di Dami, che peraltro ha avuto un grande successo. Vedete, già nel 25 è uscita una traduzione in inglese e lo stesso Dami già l'anno precedente, cioè nel 23, aveva pubblicato anche questa meraviglia, è un libro che si chiama Il nostro giardino, è un piccolo libricino di una trentina di pagine destinato all'educazione delle giovani italiane. La cosa evolve fino ad arrivare a culminare in una gigantesca impresa che è la famosa Mostra del Giardino Italiano allestita a Palazzo Vecchio a Firenze nel 1931, responsabili Ugo Oietti, Nello Tarchiani, già direttore degli Uffizi, e Carlo Gamba, anche lui direttore delle Gallerie Fiorentine. Non c'è Luigi Dami perché era già deceduto in quel momento. Si trattava di una mostra davvero gigantesca, complessivamente più di 1600 prestiti, disposte in 52 sale. Si trattava di pitture, di disegni, di stampe, libri, giochi e di una mostra di fiori finti, antichi e moderni. Anche l'organizzazione era imponente, si componeva quindi di un comitato centrale e poi di tanti comitati regionali, comitati nei quali erano coinvolti storici dell'arte, molti eruditi e notabili locali, pittori, architetti, era coinvolto per esempio Gio Ponti, archeologi, scenografi. Assenti sono botanici, giardinieri, agronomi. Il cuore della mostra era il Salone dei 500,
che era indubbiamente la parte più spettacolare e anche più ambiziosa della mostra, perché qui sono stati costruiti, allestiti 10 tipi di giardini messi in scena sotto forma di teatrini allestiti in questi box, vedete la costruzione dei box a sinistra, che avevano la dimensione di quasi 5 per 3 metri. Sì? Nel catalogo, cioè nel libricino che accompagna la mostra, si parla appunto di teatrini. Lo scenografo fiorentino Donatello Bianchini e l'architetto Enrico Lusini si dividevano l'impresa di costruire questi 10 giardini. Tuttavia si tratta di giardini mai esistiti, quindi di modelli ideali, il che contraddiceva completamente la volontà della mostra, a più riprese annunciata e ripetuta, di essere una mostra di carattere storico. Enrico Lusini precisa in effetti trattarsi di modelli di giardini italiani che non riproducono nessun giardino definito, ma che vogliono dare al pubblico la rappresentazione essenziale dei tipi più caratteristici nelle varie epoche del nostro giardino. E quindi vedete qua a destra, questo è l'esempio del giardino fiorentino del Cinquecento e vedete miracolosamente si sono conservati nei depositi, sono oggi a Villa La Petraia, nei depositi si sono conservati diversi elementi dell'allestimento di questi giardini, quindi vedete erano veramente estremamente precisi. Ecco, qui abbiamo a destra l'esempio del giardino fiorentino del 400 e a sinistra l'esempio di un giardino veneto del 700. Chi conosce un po' la situazione riconosce probabilmente degli elementi perché è una mescolanza di elementi presi da Villa Pisani a Stra e da Villa Barbarigo a Val San Zibio, sì, mescolati. Allora, la sfida per Dami, perché in realtà Dami, quello che ha pubblicato il volume del 24, aveva già ipotizzato nel 1912, pensato, di organizzare una mostra sul giardino italiano. Quindi la sfida era quella di dimostrare che ciò che si considerava come il modo italiano di progettare i giardini e la parola italiano è ora usata enfaticamente come una categoria stilistica e non come una questione geografica, che questo modo italiano quindi è il cuore stesso della tradizione artistica nazionale, che questa caratteristica derivava dall'antichità, ma che, sempre secondo Oietti, era stata corrotta da influssi stranieri e mode prese in prestito. E questa moda straniera è principalmente il giardino inglese o il giardino paesaggistico che si voleva, per così dire, estirpare. Questo compito era strettamente legato a un obiettivo correlato, ovvero sottrarre quest'arte, quindi l'arte del giardino, all'appropriazione indebita da parte di altre nazioni, prima la Francia e poi la Gran Bretagna, e riportarla alla sua forma più originale.
Il risultato di questi sforzi fu una concezione altamente politicizzata di un giardino nazionale, il giardino italiano, che rifletteva la nozione più ampia della presunta preminenza del paese nel campo delle realizzazioni artistiche. Profondamente radicata nel sistema educativo e nella cultura accademica dell'Italia fascista, questa concezione continua a esercitare, senza componente ovviamente politicizzata, un'influenza molto significativa nel discorso accademico e non soltanto accademico italiano odierno. Nella sua introduzione al catalogo, Oietti proclamò che lo scopo della mostra era quello di onorare l'arte che egli definì nostra, anzi singolarmente nostra, cioè tipicamente italiana, che, e così lamentava, nel conquistare il mondo è stata oscurata da altre mode o nascosta sotto nomi stranieri. In questo senso, Oietti denuncia la trasformazione di moltissimi giardini italiani in parchi paesaggistici, dovuta appunto all'azione e all'influenza dei stranieri. Il giardino italiano per Dami e poi per Oietti è uno spazio completamente razionale, controllato architettonicamente e organizzato geometricamente e incarna i valori di permanenza e di atemporalità. È un giardino che afferma la superiorità dell'arte sulla natura, del disegno sulla vegetazione, dell'ordine sulla spontaneità e, in termini di esperienza, della mente sul corpo. La mostra del 31 definisce il giardino italiano principalmente come un dominio artistico e come un prodotto essenzialmente razionale, che afferma quindi la priorità dell'intelletto sull'esperienza sensoriale. L'ovvia eccezione era fatta per la facoltà della vista, è chiaro, che permetteva la contemplazione delle forme e dei soggetti di varie caratteristiche artistiche, come le fontane, le grotte, le statue, eccetera. Ma questi elementi erano visti esclusivamente come un esercizio di geometria visiva piuttosto che come un invito a un'esperienza appunto sensoriale. Allora, detto questo, bisogna che andiamo ancora più indietro, perché in effetti fin dagli inizi del secolo, del Novecento, erano stati pubblicati moltissimi libri sul giardino italiano. E questi libri erano tutti rigorosamente scritti da autori inglesi o americani. E vi faccio vedere una piccola carrellata. Il primo è di Edith Wharton, americana, 1902 o 3, non mi ricordo. Ecco, qui Charles Latham. Qui Jellicoe, che è un famoso architetto del paesaggio, oppure ancora quello di Inigo Triggs. Quindi questo è solo una scelta, ce ne sono molti altri ancora. Allora vi propongo una piccola citazione proprio di questo libro di Inigo Triggs, che dice, e in traduzione: ma questa influenza francese non era destinata a durare a lungo e a sua volta ha lasciato il posto all'introduzione del giardino paesaggistico dall'Inghilterra, e questa influenza è diventata così profondamente radicata che probabilmente ci vorranno molti anni prima che possa essere sradicata. In un curioso desiderio di imitare la natura, i vecchi giardini di tutta Italia sono stati modificati e completamente rovinati.
In molte delle vecchie ville intorno a Roma, Firenze e tutte le grandi città d'Italia, terrazze e parterre sono stati spietatamente rimossi per fare posto a piantagioni di alberi a foglie caduche, prati e tappeti erbosi che non potrebbero essere più fuori luogo. Speriamo che nel XX secolo gli italiani tornino a seguire i modelli che fortunatamente ancora rimangono e proteggendoli gelosamente da ulteriori spoliazioni, tornino ancora una volta ai principi della vecchia scuola di architetti e di giardini, grandi artisti che hanno dato l'arte del giardinaggio a tutta l'Europa occidentale. Quindi vedete che in realtà sono gli anglofoni ad avere anticipato quello che dopo sottolinea in tutto un altro contesto politico Ugo Oietti. Se quindi sono stati gli italiani in realtà a trasformare i loro giardini rinascimentali e barocchi in landscape gardens, sono stati invece proprio gli inglesi e gli americani ad occuparsi come primi del giardino italiano tradizionale e sono stati anche i primi a ricreare o a riimmaginare molti di questi giardini e esempi famosi di questi interventi concreti sono per esempio il giardino di Villa Itati di Bernard Berenson oppure ancora la Villa La Pietra adesso sede della New York University, sempre a Firenze, che era di Sir Arthur Acton. Vedete a sinistra la situazione quando Arthur Acton l'ha comprata, circondata da un giardino paesaggistico e a destra invece i lavori che lui ha fatto per ricondurre il giardino a un aspetto, diciamo, ordinato, rinascimentale. Peraltro per fare questa operazione, questo per noi è importante, lui ha comprato più di 200 statue, tutte provenienti da ville venete. Quindi i vari Bonazza, Marinali, eccetera, possono essere ammirati oggi in quel giardino, che quindi è un giardino rinascimentale, ricreato, con l'inserimento di statue settecentesche. Ecco quindi, e mi sto avviando molto rapidamente alla conclusione. Ritornando al nostro convegno del 1971. L'organizzatore, come vi dicevo, è David Coffin, che era un professore di storia dell'architettura, di storia dell'arte, anzi, a Princeton. È un personaggio molto importante perché lui è stato il primo ad avere introdotto nell'analisi del giardino storico una lettura iconologica. Lui infatti ha scritto la sua tesi di dottorato su Villa d'Este a Tivoli, proponendo come privo, insomma, una interpretazione del programma Herculeo legato alla figura del committente Ippolito d'Este. È un allievo di Panofsky degli anni di Princeton ed è stato proprio Panofsky nel 1954 a suggerirgli di occuparsi di questo aspetto. Sì, quindi è molto importante, si capisce che inizia una fase nuova. Gli altri relatori che quindi acconsentono di partecipare al convegno del 71 accanto a Battisti sono Elizabeth McDougall, che è a sua volta un'allieva di Coffin e che ha fatto il dottorato su Villa Mattei a Roma, proseguendo questa strada della lettura iconologica. E poi c'è la signora
faccio vedere qua, Georgina Masson, che ha pubblicato nel 59 un libro che si chiama Italian Gardens. È una britannica, una autodidatta, autodidatta come storica dei giardini, autodidatta come fotografa, perché le fotografie di questo libro sono suoi. Oggi classificheremo questo libro come un coffee table book, sì? Però ciò nonostante si tratta di un'impresa molto importante perché lei è stata la prima a intuire l'importanza dei fiori nei giardini. È stata la prima ad aver fatto anche ricerca archivistica nei cataloghi delle piante, eccetera, per approfondire questo aspetto. E infine vedete che c'è Lionello Puppi. Allora, se noi guardiamo la bibliografia di Puppi fino al 71, non c'è traccia di un argomento vicino al giardino. C'è anche Palladio in quel periodo era ancora molto marginale, cioè mi sembra un saggio e un altro su Villa Garzoni di Sansovino, sì, e basta. Quindi è stato proprio Battisti a convincere o a obbligare Puppi a lanciarsi in questa impresa di occuparsi dei giardini e delle ville venete che sono in questo panorama comunque molto centrato su Firenze e Roma, stati completamente marginali. E Puppi poi in molte occasioni ha anche ricordato questo primo approccio, ringraziando moltissimo Battisti perché è stato lui ad avviarlo su quella strada, e nell'anno accademico proprio 71-72 lui tiene all'Università di Padova un corso monografico sui giardini delle ville venete. Sì, quindi in quel momento inizia un nuovo approccio, soprattutto grazie a queste e pochissime altre persone. Sì? E quindi cioè, l'importanza del contributo di Battisti sta proprio nel fatto che lui non è che butta via tutto quello che è stato fatto prima, però vuole, come dire, aprire delle strade, no? Abbiamo detto tante volte è un seminatore, cioè, di nuove possibilità di approccio, e il suo atteggiamento in questa occasione non è, come dire, di aperta guerra contro Oietti e Dami, eccetera, in quanto anche il suo sguardo verso una lettura esclusivamente iconologica, come la proposta Coffin, per lui è altrettanto rischiosa, perché il giardino è appunto quello che lui dice, è questo rapporto corporeo, sensoriale con il giardino che bisogna cercare faticosamente di recuperare. E come ultima cosa volevo soltanto ricordare che sempre in questo 1971 ha anche luogo il primo convegno di ICOMOS dedicato ai giardini storici. È un convegno che è il primo di una lunga serie che condurrà 10 anni più tardi, nel 1981, alla formulazione della cosiddetta Carta di Firenze, che è la carta dei giardini storici che regola, diciamo, le norme di tutela, conservazione e restauro dei giardini storici. Sì, quindi questo 71 effettivamente è un spartiacque, c'è un po' un prima e ci sarà un dopo. Credo che mi posso fermare qui. Sì.
Allora direi che potremmo proseguire con la seconda parte. Grazie mille Martina per tutti questi spunti e diciamo passiamo in qualche modo dai giardini alle grotte, direi. E io sono felicissima non solo di essere qui oggi, ma anche di essere qui e di introdurre la nostra seconda speaker di oggi, Monica Azzolini, che direi, se vuoi Monica, puoi pian pianino venire qui. E Monica Azzolini è professoressa di storia della scienza all'Università di Bologna e sono molto felice di presentarla perché diciamo è la prima volta che la presento dal vivo. Io l'ho conosciuta di carta, ho letto le sue cose, quindi sono veramente molto felice di poterla presentare. Anche perché, diciamo, Monica ha studiato, ha insegnato e ha fatto ricerca in tutti i luoghi in cui credo tutti noi vorremmo fare queste cose, cioè prima di tutto a Cambridge, poi in moltissimi altri luoghi prestigiosi come Washington, l'Australia, Princeton, ha appunto svolto attività di ricerca a Villa Etati, di cui abbiamo visto il giardino, al Warburg, e diciamo è nell'ambito della storia della scienza davvero una delle studiose particolarmente apprezzate. Diciamo, tra le sue moltissime pubblicazioni che spaziano appunto, dalla storia della scienza alla storia della medicina, alla storia dell'ambiente. Volevo appunto ricordare il suo libro The Duke and the Stars, che è un libro bellissimo per Harvard University Press, che è uscito nel 2013 e prima e dopo ha pubblicato moltissimi articoli. Oggi appunto ci condurrà in parte nelle profondità sotterranee attraverso le grotte, forse di cui aveva parlato anche Martina, e il titolo della sua presentazione Antirinascimento kircheriano, vita animale, vegetale e minerale sotto la superficie terrestre. Allora, grazie ancora, grazie Monica e Allora, lascio la parola. allora, scusatemi, la mia voce adesso si scalderà, quindi mi auguro che torni a essere un pochino più alta, però sussurrerò un pochino nel microfono, abbiate un attimo di pazienza e come diceva la collega, usandola ritorna, ma grazie a un virus è scomparsa quasi totalmente stamattina, giusto con una puntualità, devo dire, eccezionale, quindi abbiate un attimo di pazienza, come io mi scalderò, si scalderà poi anche la voce. E intanto vorrei ringraziare le colleghe che mi hanno invitato a presentare un lavoro che sta cominciando a prendere forma. E Valentina e Emanuela sono state gentilissime, ho accettato anche perché è una sfida per me lavorare in maniera interdisciplinare. Sono una storica della scienza che in realtà legge moltissimo di storia dell'arte, mi sono occupata di disegni anatomici, di pratiche di dissezione, quindi amo moltissimo leggere il lavoro di colleghi che lavorano in ambiti contigui, ma non esattamente quello degli storici della scienza, che trovo spesso molto ancorati in una storiografia che a volte va un po' scossa. E tra questi vorrei anche ringraziare la collega Martina Frank perché questo articolo di Battisti non lo conoscevo e mi sembra molto adatto. Adesso andrò a riprenderlo e leggerlo perché questo aspetto di naturale e artificiale, come vedremo anche un po' oggi, è un aspetto fondamentale per la storia della scienza nel Seicento. Quindi inizierei parlando di come insomma, strutturerò il lavoro. Intanto mi do anche un tempo perché io sono bravissima a parlare oltre il limite. E inizierò con le origini di questo testo di cui mi sto occupando da ormai un paio d'anni. È un testo difficile, il testo di Athanasius Kircher, questo gesuita estremamente prolifico e molto attivo nel corso del Seicento, un gesuita tedesco che ha una fama come quasi
è quasi un mago, diciamo, e si occupa di moltissime materie e scrive a un certo punto quest'opera, Mundus Subterraneus, che esce nella seconda metà del Seicento in 2 volumi, riccamente illustrati. Quindi cercherò di situare un pochino quest'opera per chi la conosce e chi non la conosce, anche giustificando perché nel Seicento un gesuita senta la necessità di scrivere un'opera sul mondo sotterraneo, cioè ciò che non è visibile agli occhi dell'osservatore, in un'epoca che per la storia della scienza è l'epoca della crescita dell'importanza dell'osservazione. È diciamo, il secolo delle arti visive legate alle arti, alle materie scientifiche, quindi è interessante che lui indirizzi il suo sguardo verso il basso. Vedremo un po' le fonti e le sollecitazioni che vengono dal contesto in cui vive Kierkegaard. Poi mi concentrerò sull'esempio brevemente, l'esempio delle caverne, dei draghi e delle piante che si trovano nel mondo sotterraneo. È un po' uno schizzo che andrebbe ampliato, ma mi auguro che vi dia qualche sollecitazione e che ci consenta poi anche di ritrovare Battisti in questi elementi. E alla fine vorrei un attimo fare visto che Battisti era polemico, me lo concediate anche voi, un po' di polemica sulla storiografia della scienza e rivedere un po' quest'idea di una superstizione cattolica e quindi di un Kierkegaard un po' superstizioso e credulone, e quindi ai margini di quella che è considerata la rivoluzione scientifica, e invece il suo tentativo, secondo me, è molto valido di naturalizzare il mondo sotterraneo. Allora, partirei intanto con farvi vedere quest'opera nel modo in cui la presenta. Nel pubblicare la sua straordinaria opera di geocosmologia, l'imponente Mundus Subterraneus in 2 volumi, che esce nel 1664, ma il cui lavoro precede di molti anni la pubblicazione, Athanasius Kircher colloca la genesi dell'opera nella sua terribile esperienza del terremoto del 1638 a Messina. In quei giorni Kircher si trovava in Sicilia, di ritorno da un lungo viaggio fino all'isola di Malta, e questo elemento è importante, dove il gesuita tedesco aveva accompagnato il giovane Langravio Federico di Hesse-Darmstadt, che si era recentemente convertito al cattolicesimo. Kircher aveva appena trascorso 3 anni a Roma. Inizialmente doveva andare alla corte di Rodolfo II a insegnare le matematiche, poi invece viene destinato a Roma molto felicemente. Era impegnato a decifrare i geroglifici, un processo che lo accompagna per molti anni. In sostanza ora gli storici dicono che non aveva capito niente, ma insomma fu un'operazione molto importante. Era pienamente introdotto nell'ambiente intellettuale italiano ed europeo grazie al fatto che la città eterna era uno dei maggiori crocevia del mondo globale cattolico e non solo, perché c'erano anche molte comunità protestanti, insomma, molti scambi. A Malta Kierkegaard si trovò di colpo isolato e distante dai maggiori centri intellettuali della penisola. Poco incline a insistere sull'educazione religiosa del giovane indisciplinato Landgrave, ne approfittò quindi per cercare manoscritti, costruire strumenti matematici ed esplorare le misteriose caverne sotterranee presenti nell'isola. In tutta la mia ignoranza io non sapevo nulla di Malta e delle famose caverne dell'isola di Malta. Tuttavia non smise mai di chiedere con insistenza durante questo soggiorno di ritornare a Roma, e un anno dopo, nel 1638, era stato chiamato a insegnare matematica al Collegio di Malta e un anno dopo riesce a tornare finalmente nella città eterna. Ma il ritorno a Roma è travagliato perché da Malta arriva in Sicilia, dalla Sicilia deve attraversare lo Stretto di Messina e sono dei momenti particolari. Nel 1638 c'è l'eruzione contemporanea dell'Etna e dello Stromboli e una serie di terremoti che lo accompagnano in questo viaggio.
Quindi questo ritorno fu travagliato da una serie di eventi geologici che resero il ritorno molto pericoloso, così pericoloso che Kircher pensò di perdere la vita tra le coste siciliane al largo di Messina. E secondo il suo racconto fu solo grazie alla divina provvidenza che riuscì a salvarsi e approdare a Tropea. Il viaggio fu però istruttivo e foriero di ulteriori sviluppi. Il fragore, l'odore di zolfo, e devo dire il racconto, quando si parlava dell'enfasi sensoriale di Battisti, questo è un elemento fortissimo nella parte del racconto di Kierkegaard, è tutto legato ai sensi, non solo la visione che in realtà è limitata dal fumo, ma soprattutto il rumore del mare e l'odore generato dalle eruzioni. Durante questa attraversata dove l'Etna e lo Stromboli sono in eruzione, c'è anche il premonimento, cioè lui sente che arriverà il terremoto, che lo colpì prima in mezzo al mare e poi una volta giunti a terra anche quando toccò le coste della Calabria. Questa potenza delle viscere della natura colpì al punto tale Kierkegaard che poi decise, dice nell'introduzione, di scrivere quest'opera. Sebbene le immagini di questo evento siano descritte in maniera tale che da un certo punto di vista ricordano scene infernali, c'è una forte ambiguità, perché Kierkegaard decide poi di investigare la natura e comprendere le cause di questi fenomeni. Quindi questa ambiguità della paura, ma anche della ammirazione, della curiosità di questa creazione divina. E fu così che rientrato a Roma, scusate, vi voglio far vedere anche le bellissime illustrazioni che accompagnano quest'opera. Ci sono due tavole, una dell'Etna e una del Vesuvio, e un'altra rappresentazione leggermente successiva di un breve testo tedesco che fa vedere un'altra eruzione, quella del 1669. Era un'epoca in cui gli eventi tellurici erano particolarmente frequenti e vengono registrati non solo per iscritto, ma anche attraverso lo strumento visivo. E Kircher rientra a Roma, si apprestò quindi una volta rientrato a investigare la struttura interna della Terra per comprenderne non solo i meccanismi, ma come dichiara apertamente nella prefazione del secondo volume dell'opera, per esplorare i ricchi frutti contenuti nel suo grembo. E qui una tensione tra la paura e le associazioni comuni del suo tempo nei confronti del sottosuolo, quindi come inferi, invece ha una valenza positiva che è quella della ricchezza del mondo sotterraneo. Ora, le fonti, Kierkegaard era un gesuita educato secondo i crismi dell'aristotelismo classico, quindi i primi punti di riferimento doveva cercarli nell'aristotelismo. Bene, Aristotele aveva trascurato grandemente di studiare il sottosuolo, non aveva quindi dato molta attenzione a ciò che era invisibile all'occhio umano, se non in piccoli brevi passi della meteorologia, dove spiegava che i terremoti erano frutto delle inalazioni del sottosuolo che rimanevano bloccate in queste caverne, cunicoli, e quindi facevano vibrare la terra. Quindi non ci sono grandi punti di riferimento nella tradizione aristotelica, se non il quarto libro della meteorologia, che è un testo spurio, dove si parla dei metalli. È un testo che viene spesso commentato dagli alchimisti, per esempio, perché ci sono elementi di trasmutazione della materia e anche una descrizione delle gemme. Quindi erano però presenti in tempi più recenti, più vicini a Kierkegaard, dei testi molto importanti. Quindi vi faccio un po' un quadro di quelle che sono le sollecitazioni che Kierkegaard raccoglie in questo periodo. Tanto per incominciare, dei testi legati all'estrazione mineraria. Una prima pubblicazione importante è italiana, la De Pirotecnia del Senese
Vannoccio Biringuccio del 1540, un'opera che si occupa di estrazione mineraria, è scritta in volgare e ha una buona circolazione in Italia e anche all'estero, ma soprattutto il De Re Metallica che vedete qui, un testo di un medico tedesco, Georg Bauer o Giorgio Agricola del 1556, non è l'unico testo dedicato al sottosuolo, di questo medico tedesco che si trova a curare i pazienti in un piccolo villaggio minerario e quindi si interessa non solo delle malattie dei minatori, ma anche del sottosuolo. Un testo riccamente illustrato che fa vedere come i minatori vivevano e lavoravano sotto la superficie della terra. Quindi ci sono delle sollecitazioni che vengono dall'ambito scientifico, diciamo, però con un approccio molto più pratico che teorico. E quindi questi due testi costituiscono delle prime formulazioni a stampa di un'attività mineraria che era in realtà diventata fiorente in varie parti del territorio germanico, da cui proveniva Kircher, ma anche in Italia, particolarmente in Toscana, e nel nord e nel nord-est dell'arco alpino, il Tirolo, era una zona particolarmente attiva. E come già evidenziato anni fa da importanti studi di Richard Goldwhite, il Rinascimento artistico italiano non avrebbe avuto la stessa portata se già dal 300 alcuni fiorentini toscani non si fossero avventurati al di fuori del territorio italiano per intessere rapporti commerciali con il centro e il nord Europa, istituire banchi di cambio in queste regioni. Bene, gli italiani nel 300 non istituirono solo banchi di cambio. Questo è un elemento di cui io ignoravo la presenza, ma questa espansione in modo un po' diverso avvenne anche verso nord-est, dove gli italiani, i toscani in particolare, andando in Tirolo e anche in Ungheria e Boemia, fiorentini e lucchesi migrarono per gestire le operazioni di estrazione mineraria in queste terre nel 300. Goldwhite tuttavia lamentò che la penetrazione dei banchieri toscani in territorio germanico fu scarsa, cioè ci sono evidenti prove che non riuscirono a penetrare come invece riuscirono a fare in Francia e nel nord Europa. E nel 400 non troviamo lucchesi e fiorentini neanche nel territorio dove mezzo secolo prima gestivano le miniere. Quindi il territorio tedesco predilige invece rapporti più intensi con Venezia e Milano, dominati dalle grandi famiglie dei Fugger e dei Wessler che invece gestiscono il traffico dei banchieri e quindi dei prestiti. Tuttavia, recenti studi di Gabriele Marcon evidenziano un flusso contrario, non solo di materie prime come il rame dall'Ungheria e l'argento dal Tirolo verso l'Italia, quindi estratti da compagnie tedesche, ma anche di persone. Quindi una migrazione di minatori e gestori delle miniere tedesche che arrivavano nel corso del 500 e del 600 arrivarono in Toscana. Tant'è vero che l'opera di Agricola, che Kircher cita ampiamente, viene per la prima volta tradotta e circola in manoscritto, in 3 manoscritti che furono richiesti, cioè la traduzione fu richiesta da Cosimo I, che ben prima del 1563, quando iniziò a circolare questo testo a stampa, ne aveva richiesto la traduzione in italiano per consentire ai suoi minatori e ai gestori delle miniere di imparare l'arte dell'estrazione mineraria. Ebbene, questi sviluppi tecnici e scientifici sono precedenti quasi di un secolo all'opera di Kircher, però ci sono altri stimoli, altre sollecitazioni che vengono proprio da Roma. E perché? Perché Roma, e questo lo evidenziano molto bene alcuni studi recenti della collega Barbara Furlotti, Antiquities in Motions, From Excavation to Renaissance Collections, ma anche recentissimo The Art of Discovery, Digging into the Past in Early Modern Europe di Anthony Grafton e Elizabeth
Elisabeth Schwab, la Roma di Kircher era un luogo al centro di una profonda trasformazione culturale, religiosa, ma anche strutturale, geofisica potremmo dire, perché la demolizione della vecchia basilica di San Pietro del IV secolo d.C. è solo l'esempio forse più eclatante di un momento in cui si ripensano grandi spazi della città di Roma e si aprono tutta una serie di cantieri che non solo ricostruiscono la città, ma portano anche in superficie tutta una serie di oggetti di antiquariato, quindi di epoca romana e precedente, che ritornano in superficie. Quindi possiamo pensare a Roma come un cantiere a cielo aperto. Queste iniziative sono controriformistiche, quindi sono spinte dall'alto e si concentrano anche sulla rinascita della città eterna come centro di una nuova cristianità, che faceva del passato e del martirio il suo punto di forza. Quindi, oltre all'antichità che emergono anche le catacombe che vengono riscoperte, quindi questi grandi, importanti ritrovamenti paleocristiani che vengono riscoperti e rivalorizzati. Quella più famosa è la riscoperta delle catacombe di Santa Priscilla del 1578, ma questo è un processo che va avanti per moltissimi anni e che segnò un'importante tappa nell'esplorazione del sottosuolo romano, di cui Kircher è partecipe come membro dell'ordine dei Gesuiti, perché sono proprio i nuovi ordini, i Gesuiti ma anche gli oratoriani di San Filippo Neri, che sono in prima fila nel portare avanti questi scavi. Oltretutto infondendo significati escatologici al sottosuolo. Una delle cose che ho esplorato in una recente pubblicazione è proprio l'elemento escatologico del sottosuolo, del mondo sotterraneo, non più come un mondo pericoloso e dove si relegano i peccatori, ma un mondo invece molto diverso. E quindi qui le sollecitazioni, secondo me, di Battisti sono molto interessanti perché c'è un ribaltamento di prospettiva nei confronti di ciò che non si vede e ciò che non si riesce a esperire con i sensi il senso principale che è quello della vista. E i gesuiti erano così bravi a gestire questi cantieri che esportavano le reliquie fino in Asia. Quindi c'era proprio un vero e proprio commercio che gestivano questi ordini. Addirittura c'è un processo fatto a 3 gesuiti proprio perché era un po' borderline come, diciamo, come attività. Ecco. Quindi questo luogo che era prima infernale e oscuro, che Galileo stesso aveva cercato di misurare l'inferno, diventa invece un luogo pieno di promesse, di redenzione e di rinascita. Stento ancora a dirlo ad alta voce, anche se l'ho accennato in questo articolo, ma è quasi un purgatorio. È interessante perché c'è una rinascita, una rivalorizzazione del purgatorio in questo periodo e questo luogo è un luogo molto ambiguo, il sottosuolo kircheriano. Ora, uno dei frutti più interessanti di questo fermento culturale è sicuramente un testo scritto da un antiquario, anche teologo, Antonio Bosio, La Roma sotterranea, che esce nel 1635 e che Kircher cita in vari passi. Non so se è una coincidenza o no, ma Bosio era nato proprio sull'isola di Malta. Non so se la sollecitazione a guardare sotto fosse venuta proprio da questa esperienza, ma sicuramente questi interessi antiquari, religiosi e topografici sono molto presenti nel contesto romano e sicuramente interessano fortemente Kircher, che cercherà anche di scrivere un'opera sulla terra etrusca e poi un'opera sul Latium, quindi anche sul territorio dell'agro romano. Un interesse simile nel sottosuolo si trova in relazione anche all'interesse per i vulcani, che erano stati trascurati dalla filosofia aristotelica, ma che nel 500, come avevo detto, 500 e 600 erano molto attivi. Tanto per incominciare, ci sono tutta una serie di storici locali che però pubblicano, come vedete,
anche a Venezia, e quindi hanno una grande circolazione, che scrivono della storia, quindi la descrizione topografica degli incendi dell'Etna, pubblicando appunto quest'opera di Antonio Filotrio de Homodeis a Venezia nel 1591, e poi un'altra opera molto importante che viene citata anche da autori precedenti a Kierkegaard, il testo di Tommaso Fazello sulla storia della Sicilia. Sono testi che sono testi di antiquariato, cioè è una storia antiquaria del luogo, ma che parlano moltissimo anche della topografia e che quindi vengono letti con grande interesse anche da chi si interessa dei fenomeni naturali di queste terre. E poi c'è un elemento essenziale che sicuramente non era chiaro nella mente di Kierkegaard, ma della generazione precedente sicuramente sì, che era la nascita di un nuovo monte sul terreno dei Campi Flegrei. Quindi proprio dove ora abbiamo questa attività sismica consistente, si erge nel giro di una settimana un nuovo vulcano che era attivo, lo vedete anche dalle xilografie che lo rappresentano in eruzione, ma che ora è in sostanza in quiescenza e non è più un vulcano attivo. Questo nel 1538. Quindi il 500 è un secolo di grandi stimoli per l'esplorazione del sottosuolo, che vengono da varie direzioni, stimoli che Kierkegaard mette insieme in questa grande opera, dove ha l'ambizione di spiegare come funziona il sistema Terra, e lo fa illustrando con bellissime illustrazioni questo sistema. L'immagine che vedete del sistema Terra fa vedere che per Kierkegaard, a differenza di Aristotele, la Terra aveva un nucleo di fuoco, quindi questo consentiva a Kierkegaard anche di spiegare l'attività delle terme, delle acque calde, e oltre a questo spiegava anche perché vicino a questi serbatoi di fuoco Kierkegaard poi pone dei serbatoi d'acqua che arrivavano fino in superficie, e poi anche i vulcani che, come vedete, sono tutti sparsi in maniera molto regolare sulla superficie del globo. In realtà non sono così ben distribuiti. E oltre a questo spiega anche Kierkegaard come la Terra genera i metalli. Attraverso questa unione di acqua e fuoco si formano dei serbatoi che consentono la generazione dei metalli. In questo periodo molti filosofi naturali iniziano a investigare la generazione dei metalli e si chiedono se i metalli possano rigenerarsi come si rigenerano le piante. Quindi che si possa coltivare il sottosuolo nello stesso modo in cui si coltiva il suolo. Ebbene, abbiamo visto, e adesso passo alla secondo elemento, quello delle caverne e dei draghi, ci arriverò. Abbiamo anche visto come il soggiorno a Malta avesse incuriosito Kierkegaard, che a un certo punto decide di esplorare l'isola e in particolare le sue grotte naturali. In realtà viene incoraggiato dal generale dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, che lo invita a visitare con lui queste caverne. E questa struttura del pianeta Terra per Kierkegaard, lo vediamo bene in queste acqueforti, è la struttura del mondo sotterraneo, cioè il mondo sotterraneo è fatto tutto di cavità che sono siti preposti a mantenere il fuoco, l'acqua oppure la vita. E questo secondo me è un elemento importante, perché la Terra non è vista come un elemento inerte, ma come un elemento pieno di vita e di crescita, esattamente come la superficie. Quindi queste grotte, che poi appunto diventano un po'
così un fil rouge anche nell'arte, nell'architettura dei giardini, diventano un luogo favorito di esplorazione da parte di questi naturalisti. Vedete che queste caverne sono sparse un po' dappertutto, poi c'è una rappresentazione dell'Africa dove Kircher inserisce una di queste caverne. Allora, si può certamente affermare che i canali e le grotte sono un elemento essenziale della cosmografia kircheriana, come dicevo, ma si può anche andare oltre e dire che questi luoghi sono affascinanti proprio perché sono animati e abitati. E così per Kircher, sebbene le caverne naturali e le catacombe possono sembrare a noi luoghi molto lontani, per Kircher erano luoghi molto vicini e quindi ne parla negli stessi luoghi del libro, parla sia delle catacombe che di queste caverne e rappresentano invece qualcosa di estremamente importante. Nel primo libro del mondo si infatti dedica un intero capitolo a questo tema. Nel capitolo 20, De Antris Iatibus et in numeris terre meatibus, Kircher connette apertamente le catacombe romane, e cito, di cui parla abbondantemente la Roma sotterranea, quindi il testo di Bosio, con altri spazi immaginativi e no, incluso l'inferno, il purgatorio, il limbo, ma anche l'oracolo di Delfi, e qui credo che la ragione sia, ci ho pensato un po' perché i vaticini dell'oracolo pareva che giungessero dal sottosuolo e l'oracolo di Delfi viene spesso chiamato l'ombelico del mondo, quindi che Gaia parlasse attraverso il suolo per esprimere questi vaticini, ma anche le caverne dei giganti in Palestina e in Sicilia. Si pensava addirittura che appunto le ossa dei giganti fossero state ritrovate nel sottosuolo siciliano, quelle che Kircher chiama le umane cripte, e anche le caverne delle Sibille e delle Muse del lago Cumano vicino a Napoli. Non ho tempo di dilungarmi qua, ma ci sono moltissimi disegni in questo periodo che riprendono la storia di Enea che va a trovare Achise nel sottosuolo e che si rifanno appunto, sono Enea accompagnato dalla Sibilla, quindi anche a livello artistico le rappresentazioni del sottosuolo e l'arte fiamminga che riusciva con tecniche particolari a dipingere anche sui metalli viene particolarmente apprezzata dai mecenati con cui Kircher aveva a che fare in maniera più stretta, Chigi, ma anche i Barberini. Quindi ci sono tutta una serie di altri elementi visivi. Ebbene, questo periodo a Malta secondo me è molto interessante perché il Gran Maestro, come dicevo, dell'Ordine dei Cavalieri di Malta invita Kircher a visitare la comunità dei trogloditi, il termine troglodita che almeno nella mia infanzia era utilizzato come dispregiativo, in realtà vuol dire semplicemente abitatore delle caverne, ma nessuno ce lo spiegava. E questa grande grotta, diciamo, il mio maltese non esiste e neanche l'arabo, quindi Gar il Kbrir, sicuramente col mal di gola non riesco a pronunciarlo molto bene. E questo sito che era un sito che ai tempi di Kircher accoglieva circa 100 individui che vivevano in queste caverne. E invece cioè, la mia aspettativa era quella di Kircher che Kircher parlasse male di queste comunità, no? Che le descrivesse come comunità arretrate. Invece Kircher racconta di una vita molto ordinata e molto efficiente nella struttura e anche nei ruoli di questa grande comunità di individui che si trovava appunto in quest'isola. Erano circa 30 famiglie e poco più di un centinaio di individui. E attraverso questo viaggio poi visita anche un'altra comunità che viveva nelle caverne, nell'isola di Gozo, che era un'isola poco lontana. E devo dire, è affascinante per me il fatto che queste isole furono abitate fino all'inizio dell'Ottocento. Ora in realtà c'è un processo da parte degli archeologi di rivalorizzazione di queste aree perché l'utilizzo da parte dei pastori spesso ha distrutto delle strutture che in realtà gli archeologi e gli storici
vorrebbero preservare meglio. Ora, oltre a rifarsi alla sua personale esperienza, questa esperienza dell'isola di Malta e poi l'attraversamento dello stretto di Messina, Kierkegaard cercò di leggere anche tutto ciò che poteva trovare sull'argomento. Come vi dicevo, oltre ad Agricola e a Biringuccio, anche l'opera di Fazzello per l'eruzione dell'Etna, ma c'è una sollecitazione molto interessante perché c'è un autore francese che Kierkegaard cita varie volte, e io qua ho ancora un grande punto di domanda, che è questo Jacques Gaffarel, che Kierkegaard menziona un paio di volte parlando di un libro di Gaffarel che doveva essere intitolato Mondo Sotterraneo. Ora, questo libro non esiste, nel senso che Gaffarel non lo pubblicò mai. È possibile che Kierkegaard avesse letto un manoscritto, però per fortuna, e grazie anche all'indicazione di un mio collega Luca Ciancio dell'Università di Verona, esiste una breve sinossi dell'opera in francese, pubblicata a Parigi nel 1654, che si intitola proprio in francese Il mondo sotterraneo, descrizione storica e filosofica, da cui Kierkegaard chiaramente ha tratto qualche spunto. Uno degli aspetti centrali dell'investigazione di Kierkegaard è legato alla salubrità di questi luoghi, cioè noi li pensiamo insalubri e alcuni, secondo Kierkegaard, lo sono. In un'altra parte del mondo sotterraneo si dilunga moltissimo sulla Grotta del Cane, dove i turisti, i locali napoletani portavano i turisti per vedere questo miracolo che era in realtà era tutto organizzato dai locali, portavano un cane all'interno di questa grotta, le effusioni nocive facevano svenire il cane e poi lo buttavano nel lago e il cane rinveniva e i locali facevano qualche soldo con questa, diciamo, con questo escamotage. Quindi ci sono luoghi insalubri, ma c'è anche molto di prezioso e raro e importante all'interno di questi luoghi sotterranei. E quindi, oltre alla comunità di uomini, donne e bambini con abiti modesti, ma che vivono in unità organizzate in caverne scavate, esiste anche una vita sotterranea che è fatta di animali. E a questo adesso arriverò. Volevo solo dire che quando Kierkegaard si sofferma sulla vita di questi uomini all'interno di queste grotte, racconta anche il fatto che loro viaggiano ogni tanto perché sono vegetariani, questa è un'altra cosa interessante. Non uccidono i loro animali perché in realtà si sostentano con il frutto di questi, quindi il latte e i formaggi di queste mucche, capre, asini che vivono e galline che vivono con loro. Ma l'altra cosa che è importante è che quando vanno nelle città, in realtà non amano tornare il prima possibile all'interno delle loro grotte. E nel fare questo, Kierkegaard si confronta anche con le fonti classiche, quindi con Solino, Plinio e Eliano, per confermare, grazie alla sua esperienza diretta, l'esistenza di popolazioni che vivono in questi luoghi. Ci sono ulteriori ragioni, a mio parere, che spingono Kierkegaard a interessarsi al tema, come vi dicevo, e a validare l'opinione degli antichi. E una di queste ragioni è una ragione che investe tutta l'opera del mondo sotterraneo, che è dimostrare appunto che questo luogo è un luogo creato da Dio per il bene anche degli esseri umani, sia quelli che vivono sotto, ma anche quelli che vivono sopra la superficie terrestre. L'altra cosa è di naturalizzare questi luoghi. E l'esempio dei draghi può sembrarci un po' strano, ma Kierkegaard passa molte pagine della sua opera proprio a farlo. Intanto vi leggo una breve citazione dove lui mette l'enfasi sulla naturalità di questi luoghi. Per poter produrre gli effetti propri della natura, questo concorso di cause non lo fa altrimenti che attraverso gli innumerevoli canali e ricettacoli di cui è fatto. Quindi la natura opera attraverso questi canali, quindi è essenziale per il sistema Terra
il sistema del mondo sotterraneo. E quindi Kierkegaard usa proprio la parola perforato, no? E questo mondo pieno di cunicoli. Questo corpo della terra che in altri passi del primo libro paragona con delle analogie molto forti al corpo umano. Quindi le vene sotterranee, nei trattati di Minatori si parla proprio di vene, le vene sotterranee come le vene del corpo. E mette l'enfasi sull'elemento naturale. Lo rifà anche quando parla dei draghi. E qui arrivo a questo elemento un po' strano, per argomentare come il funzionamento della Terra contiene una forza vitale e generatrice. E questo sistema Terra genera non solo le rocce, le acque calde, ma anche animali e piante. Non avrò tanto tempo per parlare delle piante, ma mi soffermo un attimino sugli animali in particolare i draghi. Intanto Kierkegaard dice in un altro passo che gli anfibi si generano dalle rocce. Allora a noi sembra strano, ma e spesso quindi pensiamo che questa sia una superstizione di Kierkegaard. In realtà il più famoso, più gettonato scienziato della Royal Society, Robert Boyle, credeva lui stesso che si potesse generare spontaneamente una vita, cioè una vita naturale attraverso la manipolazione delle rocce. Quindi gli anfibi nascono non solo per Kierkegaard, ma per molti suoi contemporanei dalle rocce. E poi i draghi. Dei draghi dice nel capitolo 20 del libro, si trovano insieme a leoni, tigri, volpi, lupi, orsi e serpenti nelle cripte brutales. Quindi ci sono delle tane, potremmo chiamarle, dove vivono questi animali. E se lo fanno i leoni, le tigri, e i lupi e gli orsi, perché non i draghi? Ora, quando nell'affrontare questo materiale di Kierkegaard sono partita da alcune considerazioni, alcuni studi che ho fatto su un altro autore leggermente precedente che è Ulisse Aldovrandi. Ulisse Aldovrandi che gli storici hanno tentato in qualche modo di giustificare nella sua credenza che i draghi esistessero. Perché? Perché Ulisse Aldovrandi a un certo punto scrive addirittura un'opera che verrà pubblicata postuma solo sui draghi e sui serpenti e sui draghi. E la storiografia, e questo mi ha fatto molto riflettere anche nei confronti di Kierkegaard, per molti anni ha tentato di in qualche modo giustificare Aldovrandi dicendo che Aldovrandi sapeva che era un falso. Perché? Perché, intanto per incominciare, Kierkegaard conosce il drago aldovrandiano, lo vedete, è quello con le zampe davanti e la coda col collo molto lungo. Allora, il drago aldovrandiano nasce da questa storia di un avvistamento nelle campagne bolognesi di un serpente con le zampe anteriori, quindi un serpente ma con le zampe, simile a un piccolo drago. Il fatto che tale avvistamento fosse avvenuto durante l'entrata di Gregorio XIII, Papa Gregorio XIII Boncompagni, quindi un bolognese, nella città natale di Bologna, aveva generato insistenti voci che potesse essere un malaugurio per il nuovo Papa, il cui stemma familiare, tra l'altro, aveva come stemma la testa di un drago, e quindi che fosse un riferimento, i protestanti avevano colto la palla al balzo, che fosse un riferimento all'anticristo e che quindi questo Papa fosse screditato. Ebbene, la questione diventò talmente spinosa che il figlio di Papa Boncompagni, Giacomo, indisse una competizione generale per rappresentare e descrivere nuovamente l'emblema di famiglia. Ma oltre a ciò, il mostro fu dato a Aldovrandi da studiare e dissezionare. Aldovrandi concluse la sua valutazione facendolo disegnare, lo vedete qui in una tavola acquarellata, che poi è lo stesso disegno che troviamo poi in Kierkegaard. Lo fece disegnare, lo studiò e lo imbalsamò e lo mise nel suo museo.
Ora, anche gli storici più recenti hanno cercato di argomentare che Aldovrandi sapeva che questo era un falso e che aveva giocato le carte di Boncompagni per in qualche modo convincere ehm, l'opinione pubblica che non fosse da leggere come un cattivo augurio nei confronti un presagio nei confronti del Papa. In un saggio recente io argomento che secondo me non è così. Una persona come Aldovrandi non avrebbe speso mesi e mesi a studiare questo argomento. C'è un manoscritto abbastanza lungo che studia questo animale dal punto di vista naturalistico. Quello che argomento in questo saggio è che Aldovrandi vuole naturalizzare il mostruoso e lo fa proprio attraverso non solo il disegno ma anche la descrizione. Ebbene, secondo me l'operazione che Kierkegaard fa nei confronti del mondo sotterraneo è proprio quella di naturalizzare il mondo sotterraneo, di non renderlo più un luogo pauroso, un luogo legato appunto a tutte le pulsioni negative che normalmente associamo a questi luoghi, ma in realtà di rivalorizzarlo come creazione divina, ma anche come luogo di vita e di creazione. E ovviamente gli spunti erano tanti perché esistevano vari esempi. Aldovrandi li raccoglie un po' tutti, oltre al drago bolognese esiste anche la rappresentazione di un drago svizzero e ritornerò un attimino alla questione del perché ci siano questi draghi elvetici. Ma c'era anche un altro famoso esempio che era il drago dei Barberini, che era stato studiato e rappresentato anche dai Lincei all'interno delle loro opere. Quindi gli esempi erano numerosi. Che esistessero dei falsi Aldovrandi, come Kierkegaard lo sapeva, perché Aldovrandi addirittura ne discute nelle sue opere, ma allo stesso tempo di alcuni di questi draghi testimonia l'esistenza e lo fa proprio per naturalizzare il mondo sotterraneo, in un'operazione che secondo me è molto vicina a quello che dice Battisti, nel senso che questo, questo tentativo di non spiegare le cose rare e diverse come qualcosa di miracoloso o qualcosa di demonico, ma di naturalizzare il più possibile. Kierkegaard fa questa operazione anche in un'altra opera che tra l'altro lo mette nei guai perché a un certo punto viene consultato per l'eruzione del Vesuvio che pare abbia generato un fenomeno di croci che cascano in giro per la città di Napoli e si fissano sui tessuti stesi dalle donne napoletane sui balconi. Ebbene, Kierkegaard scrive un breve saggio dove cerca di naturalizzare il fenomeno, spiegarlo attraverso termini naturali e viene ripreso dai membri dell'ordine, cioè viene censurato perché non dà una spiegazione sufficientemente miracolosa. Il mondo sotterraneo, secondo me, cerca di fare un'operazione molto simile e lo fa per riprendere ciò che era stato tralasciato del mondo naturale da tutta una tradizione che l'aveva in qualche modo neutralizzato e negativizzandolo. E vorrei solo concludere dicendo che questa tradizione dei draghi non è, no, un'ultima cosa sulle piante. Le piante, Kierkegaard spende molte pagine sulle piante, c'è addirittura una sezione del testo che si intitola Botanica filosofica, dove Kierkegaard dice anche le piante del sottosuolo, come le piante sopra la superficie terrestre, possono essere benefiche o malefiche. E fa l'esempio di una pianta che nasce in Asia, che fa parte della famiglia dei peschi, ma che produce frutti velenosi. E dice il pesco persiano produce frutti velenosi e dipende dal sottosuolo. Quindi a seconda di ciò che si trova nel sottosuolo, in questa sezione della filosofia botanica, Kierkegaard dice le piante possono essere benefiche o malefiche, è la stessa cosa per tutte le sostanze che si trovano nel sottosuolo. E perché per me è importante questo tipo di lettura? Perché la storiografia della scienza
ha spesso relegato Kierkegaard e autori come Kierkegaard ai margini della storiografia, diciamo, tradizionale. La rivoluzione scientifica è stata fatta da coloro i quali hanno trovato le risposte giuste e Kierkegaard ha anche lo svantaggio, diciamo, di essere un uomo di chiesa. Quindi la superstizione e il cattolicesimo sono messi insieme. Da dove viene questa tendenza storiografica? Intanto perché viene da una forma di anticlericalismo degli storici della scienza italiani, che hanno sempre, prendendo per esempio il caso Galileo, sempre visto la Chiesa come un movimento oscurantista in qualche modo refrattario a sopportare la scienza, quindi un anticlericalismo che ha ancora vita lunga all'interno della tradizione storiografica italiana, ma viene anche da una tradizione inglese, in particolare la tesi di Merton, di Robert Merton, che diceva che è il protestantesimo con l'attenzione alla lettura del libro della natura a portare alla scoperta di una scienza nuova. E da lì è interessante da questo punto di vista rileggere Battisti, la tensione tra la scienza nuova di Bacone e la scienza vecchia di Aldovrandi e di Kierkegaard. Devo dire che rileggendo Bacone, Aldovrandi e Kierkegaard insieme, io vedo molte più analogie e sinergie che divergenze. Questo spero mi aiuti a costruire un libro che sto scrivendo intorno al mondo sotterraneo che faccia vedere come in realtà contribuì moltissimo alla rivoluzione scientifica e che dobbiamo in qualche modo andare un po' leggere contro come faceva Battisti e opporci a questa visione positivista, ancora positivista, che lega la superstizione ad autori come Athanasius Kircher. Io direi di concludere qui, forse sono andata oltre, sì, sono andata oltre, un pochino oltre, scusatemi, ma anche la fatica. Ci serve un microfono. Perfetto, eccoci. Ci sono delle domande? Ancora molto. Allora, grazie per le presentazioni. Ho una domanda per tutte e due. Allora, cominciando con la prima, per Martina Frank, ho una domanda sia intanto grazie per aver citato questo articolo che non conoscevo. Ho una domanda sul contenuto e poi sul contesto storiografico. Quello sul contenuto, se per caso c'è un riferimento a, diciamo, il contesto religioso e in particolare relativo al contesto dei monaci che avevano insomma giardini all'interno delle loro chiese, architetture, insomma, e che usavano anche a livello farmaceutico. Mentre sul contesto storiografico, dal momento che il saggio dei primi anni 70, volevo sapere se c'è un qualche tipo di relazione con gli sviluppi artistici più o meno coevi di diciamo arte povera, land art, eccetera. Faccio anche la seconda. Ok, grazie. E per Monica Azzolini faccio una domanda generale perché gli argomenti sono tantissimi e vorrei sapere qualcosa di più sulla ricezione di Kierkegaard in ambito cattolico. Grazie. Grazie. Allora, per quel che riguarda il legame con la Chiesa, Battisti non ne parla se non in una mezza frase,
quando spiega il legame tra giardino e paesaggio, dice intanto i benedettini lo avevano già capito. Ecco, questo è tutto. E quanto alla seconda cosa che ringrazio per la domanda, che è davvero apre un altro mondo. Quando ho cercato di prepararmi per oggi, ero molto combattuta se focalizzare proprio su questo aspetto, perché diventa sempre più importante negli scritti successivi di Battisti il rapporto con il contemporaneo. E io penso che anche, cioè quello che lui ci spiega del giardino in quel momento è molto legato alle sue esperienze proprio negli Stati Uniti, agli anni che ha passato insegnando lì, e al suo rapporto, diciamo, con il contemporaneo in generale. Tanto è vero che usa un vocabolario anche che in parte è desunto dalla critica contemporanea, cioè il concettuale, eccetera. In scritti di poco successivo il suo interesse si stacca sempre di più da questioni storiche e si avvicina sempre di più a aspetti della contemporaneità. Tanto è vero che lui dice, per esempio, che questo interesse per i giardini storici che nasce in quel periodo, proprio tra la fine anni 60 e inizio anni 70, non è soltanto un segnale positivo. Cioè lui lo vede anche come una fuga dai problemi contemporanei, lo lega al movimento studentesco, ma soprattutto americano, cioè contro la guerra del Vietnam, e dice che i giovani vanno a rifugiarsi nella natura, nella vera natura selvaggia. Mentre la buona società va a rifugiarsi nei giardini e nello studio dei giardini. Quindi lui è sempre molto, molto attento a questi legami e lega anche, diciamo, filoni storiografici a problemi del contemporaneo. E insomma, le sue cose che riguardano poi la tutela dei giardini o del paesaggio, cioè aprono un altro mondo e sono molto appassionanti, devo dire. Sì, infatti ha scritto, c'è un famoso articolo e dice, che proprio dice dove, quale futuro se pensiamo soltanto ai giardini storici, criticando ovviamente il concetto di giardino storico che si ha come, come quello che diceva sui quadri congelati nei musei, no? Ecco. Sì, però. Sì, io brevemente mi sta andando via completamente la voce. Allora, pensavo che migliorasse, invece non è migliorata. La ricezione è interessante perché il testo di Kierkegaard viene appena uscito, viene recensito sul Philosophical Transactions della Royal Society. La recensione in realtà non è negativa, e sebbene appunto fossero protestanti e quindi decisamente non amici di Kierkegaard. E poi invece, diciamo, nella corrispondenza privata, alcuni membri della Royal Society, in particolare Boyle, criticano aspramente Kierkegaard, ma soprattutto si soffermano, e lì secondo me c'è un chiaro senso anticattolico, sul fatto che alcuni esperimenti non funzionino. Una delle cose che non ho detto è che l'altra cosa che viene spesso valorizzata nella storiografia è scienza sperimentale, quindi galileiana, e anglofona della Royal Society, quindi baconiana,
contro una scienza obsoleta che è quella invece di autori cattolici come spesso religiosi come Kierkegaard. In realtà all'interno dell'opera ci sono moltissimi esperimenti, alcuni funzionano, altri no, ma l'altra cosa che secondo me è interessante dell'opera kierkegaardiana è che non è un armchair traveler, non è un autore che scrive solo dal comfort del suo studio. A me si è concesso che scriva tutto lui, perché secondo me ormai la storiografia è convinta che sia diciamo, un team che lavora, ma lui viaggia, anche nel Lazio, racconta, quindi osserva, cerca. Quindi c'è anche una parte esperienziale e poi c'è anche una parte sperimentale. Non sempre funziona, sì, perché non sempre ha il tempo di testare lui stesso. È un lavoro enciclopedico dove lui, leggendolo, si trovano lettere che lui riceve, che lui copia esattamente come gli sono state mandate. E quindi è un po' un pasticcio, un'opera che si presta poi facilmente anche alle critiche di chi la vuole criticare. Successivamente la parte sui vulcani viene tradotta in inglese, circola solo una parte del Mundus Subterraneus e poi ci sono autori tedeschi che la plagiano nei secoli successivi. L'altra cosa interessante dei draghi, e mi dispiace perché non l'ho fatta vedere, non so se possiamo tornare un attimo alla PowerPoint, è che questa storia dei draghi la troviamo anche in autori illuministi. Il famoso naturalista illuminista svizzero Johann Jakob Scheutzer, che insomma è considerato uno dei più grandi studiosi delle Alpi europeo, scrive che è quindi un autore molto più, diciamo, valorizzato, perché un illuminista racconta nel suo testo del 1723, racconta di questi draghi e lo fa riprendendo tutta una serie di racconti che sono anche quelli di questi autori. Quindi, diciamo, l'evidenza, il fatto di incontrare questi draghi veramente non è l'elemento principale a cui viene dato valore. Resta il fatto che l'insieme dell'opera, secondo me, al di là di questi elementi, fa avanzare le scienze. La geologia si dice che sia nata nell'Ottocento in Inghilterra. Ebbene, io sto cercando di argomentare come in realtà lo studio del sottosuolo abbia una storia molto più lunga e complessa e che quindi questa genesi che poi viene attribuita a un paio di scozzesi che scrivono queste summe, Principles of Geology, che viene pubblicato in Inghilterra nel tardo Ottocento. Secondo me questa genesi è una genesi molto più complessa e che va ritrovata anche in queste opere, quindi che non sono opere inutili, piene di superstizione, ma che in realtà avanzarono le conoscenze, soprattutto aprirono un interesse che prima non c'era nei confronti di questi spazi del mondo naturale. Forse sono stata anche troppo esaustiva. Grazie Monica, grazie Martina. Ci sono altre questioni? Grazie mille per entrambi gli interventi e veramente grazie. Farò delle domande, spero che abbiano un minimo di senso e due provo a connetterle entrambe. Una è riguardo agli insetti, quindi se ci sono appunto, immagino, delle descrizioni sia nel mondo sotterraneo, ma ho pensato anche per la questione delle grotte ripercepite come caverne rispetto al connessione, rispetto al mondo marittimo, se vengono rappresentati in qualche modo, se ci sono delle testimonianze, perché io non ne ho mai, vabbè, non mi sono mai occupata di giardini, però mi incuriosisce come aspetto. E a un'altra domanda che legherebbe entrambi è la questione, pensando a questi argomenti in ottica globale, ovvero se nei giardini ci sono so di piante, ma anche di fiori, visto che si sono nominati varie volte, se vengono appunto descritti e come si includono anche nella creazione del giardino.
ma anche se attraverso le reti dei gesuiti, se ci sono delle descrizioni dei mondi sotterranei, anche pensando a tutte le miniere che ci sono in Sud America. E poi vorrei sapere di più se si può su le strutture sociali di queste persone che abitano, di questi trogloditi che abitano in questi contesti. Grazie mille. Così io mi scaldo. Allora, direi che gli insetti sono assenti, abbastanza, sì. Però fino a un certo punto, perché per esempio ci sono queste narrazioni che si legano soprattutto a Borromeo a Milano, che era un grande amante dei giardini e che in inverno, quando non poteva godersi il vero giardino, guardava queste nature morte di fiori, no? Lui era il maggiore committente di Jan Bruegel, questi magnifici vasi, che quindi fanno vedere questa moltitudine di fiori in un senso di eterna primavera, cioè fiori che non possono fiorire contemporaneamente, no? Che hanno diversi momenti, e dove però vengano inserite le farfalle, eccetera. Quindi sì, in realtà fanno parte, però Battisti insetti proprio non nomina minimamente. A Kierkegaard li nomina in relazione, scusate, ma sempre peggio. Mamma mia. In relazione alla questione della generazione spontanea, e credo che sia interessante perché parla anche del sottosuolo come un luogo dove, trovando i cadaveri putrefatti, la generazione spontanea è più vivace. In realtà, secondo me, ci sono un paio di libri di storia della scienza molto belli sugli insetti, ma è ancora un ambito tutto da esplorare. In parte quello che è stato scritto, adesso la voce si sta scaldando, in parte quello che è stato scritto è stato in relazione all'utilizzo del microscopio che consente di osservare gli insetti in maniera molto più dettagliata, quindi sia i membri dell'Accademia dei Lincei, con le api del Barberini, ma anche con, grazie, ma anche con la micrografia di Robert Hooke all'interno della Royal Society, iniziano a guardare gli insetti molto piccoli. Hooke descrive le mosche e le pulci, quindi c'è un interesse nei confronti degli insetti che è nuovo, ma è grazie agli strumenti, nuovi strumenti, quindi le lenti che consentono di vederli. Da lì poi parte tutta una riflessione sulla generazione spontanea, che già emerge in alcuni testi precedenti. Per esempio si pensava che in territori lontani come la Scozia potessero nascere dalla putredine delle barche, addirittura delle oche. Quindi gli autori del tempo li paragonavano ai vermicelli che nascono nel riso e nella farina, no? Quindi perché se non nascono nel riso e nella farina, perché non possono nascere anche riprendendo un po' il discorso aristotelico. Ovviamente questo è un secolo in cui l'osservazione e il confronto comincia a far sì che si facciano avanti anche idee nuove, diverse. E c'è un passo di Kierkegaard che non ho letto con grande attenzione in cui lui ne discute, quindi vorrei ritornarci con calma. La questione globale è sicuramente importantissima, cioè il racconto dei mercanti, dei gesuiti, ma anche delle funzionari spagnoli nei confronti del nuovo mondo, presenta una geomorfologia completamente nuova, molto quasi esagerata. I vulcani vengono paragonati all'Etna, ma vengono descritti come ancora più grandi, ancora più potenti. E poi ci sono le pratiche estrattive che vengono portate avanti dai nativi americani già in precedenza, ma che vengono chiaramente rafforzate dalla corona spagnola con Potosí, e quindi molte delle illustrazioni che entrano nei testi di esplorazione mineraria
si trovano anche nei trattati spagnoli sull'estrazione a Potosí, quindi ci sono forti connessioni. E credo anche la suggestione di un nuovo mondo sotterraneo venga anche dall'idea che ci sono mondi diversi che sono stati esplorati, che quindi bisogna rivolgersi anche a ciò che prima non si era osservato. Quindi decisamente importante questa, diciamo, cesura storica della scoperta dell'America. Adesso, grazie. Sì, volevo aggiungere una cosa sui fiori che non ho risposto adesso, anche agganciandomi proprio a questo argomento. I fiori sono ovviamente molto importanti, proprio come ho cercato di far vedere con quell'immagine, no, del disegno geometrico complessivo, ma poi all'interno, insomma, questo mondo incredibile di varietà di colori, eccetera. E questo si lega poi tantissimo con la scoperta del cosiddetto nuovo mondo, ed è un po' l'inizio di quello poi con Gilles Clément si chiamerà il giardino planetario, no? Questo viaggio delle specie, gli incroci, eccetera. E naturalmente anche il grande momento degli orti botanici che cambiano, che non sono più giardini dei semplici, esclusivamente giardino dei semplici ai fini terapeutici, medicinali, ma dove le piante diventano oggetti di studio, no? Sì, per esempio l'ananas che era considerata un bel fiore, perché Certo. non era l'ananas che vediamo adesso, grande, gialla, aveva dei colori molto più sgargianti e quindi veniva apprezzata per la Sì. bellezza. Anche il girasole a nessuno verrebbe in mente di utilizzare per fare l'olio, era esclusivamente così la grandezza del fiore, no? Il più grande fiore che si era mai visto, e facevano in gara in giro per l'Europa. Io ho un girasole alto 4 metri, il mio è 4,50 metri, il diametro 60 centimetri, insomma era un importante elemento di prestigio. E poi insomma sì, ricordiamoci che la prima crisi della borsa, il primo crack della borsa è dovuto ai tulipani, sì, quindi. Faccio una domanda che è arrivata da casa, da uno insomma, di coloro che ci sta seguendo a distanza. Vorrei chiedere alla professoressa Frank se avesse letto il saggio di Battisti sul simbolismo religioso del paesaggio veneto e se secondo lei l'iconologia religiosa possa entrare anche nel giardino all'italiana, a parte l'ortus conclusus mariano edenico. Allora sì, ho letto il saggio e sono aspetti che ho volutamente lasciato fuori perché insomma, bisognava decidere per una linea precisa, e cioè nella prospettiva di Battisti non credo che lui faccia un legame tra questi due mondi, insomma, questi due approcci, diciamo, al tema giardino o giardino più paesaggio, non credo. Io, allora, intanto grazie mille a tutte e due. E se Monica ha ancora un filo di voce e un pochino per ricollegarmi alla domanda di prima, era un pochino una cosa a cui stavo pensando da un po', il titolo, Mundus Subterraneus. Se Kierkegaard dà una spiegazione, spiega perché usa quella parola lì, che senso ha in quel momento storico lì la parola mundus, se dice qualcosa, insomma, ecco perché mi è sembrato molto interessante. Sì, lui credo che voglia in realtà costruire una cosmologia, perché nel testo non parla solo del mondo sotterraneo, ma parla anche delle sfere celesti. C'è una parte lunghissima sul Sole e mi lasciava sempre un po' confusa. In realtà quello che si nota è che è più una geocosmologia e non credo che una delle potenziali fonti sia proprio il Gaffarel che aveva intitolato il libro Mondo Sotterraneo,
Adesso diventa sottilissima questa voce. Però sì, non so esattamente da dove sia venuta. È una domanda, ci penso un po'. Sì. Ecco, Tanto grazie, la mia domanda era per la professoressa Frank, però forse anche la professoressa Azzolini può rispondere perché riguarda il rapporto tra il giardino e l'illustrazione scientifica. Mi domandavo se nel contesto della storia del giardino, soprattutto alla luce della sua ultima risposta, ci fosse una relazione, se è esplorata in qualche modo da Dani o da Battisti. Sì, c'è anche l'immagine che ho fatto vedere sempre in relazione alla botanica, questo è un tipico esempio, no? Era un disegno di Ligozzi. Insomma, c'è una grande fioritura di illustrazioni botaniche, sia a livello di splendidi disegni, cioè raccolte molto lussuose che a livello poi di opere a stampa, e c'è anche una grande fioritura così di pubblicazioni specifiche che non mettono l'illustrazione in primo piano, ma anche la descrizione. No? Quindi indubbiamente la botanica, con tutte le manifestazioni che questo interesse poi produce, è un elemento chiave. Però sì, è un elemento di tanti. Cioè la cosa fondamentale, secondo me, anche per ritornare su questo aspetto delle grotte, dell'interesse, no? Per il sottosuolo. Battisti insiste molto, cioè che questo bisogno del panorama, che da un lato è appunto il panorama ed è un godimento, diciamo, estetico, ma non è ingenuo, è anche segno di dominio, no? Di controllo del territorio. E anche per quel che riguarda il mondo sotterraneo, e penso per le piante è la stessa cosa, no? È un controllo anche quello di avere e di documentare. E per le grotte lui fa moltissimi riferimenti proprio alla ricchezza mineraria dell'Italia. E quindi vede anche questo interesse per la geologia declinato in una forma artistica, o una via di mezzo tra la forma naturale e la forma artistica, lo vede in relazione anche a effettive fortune che sono state fatte attraverso lo sfruttamento delle miniere. Però hai una domanda per la professoressa Azzolini, che è prettamente un po' scientifica. Nella prima slide che lei ha proiettato, il sottotitolo ha ovviamente suddiviso i grandi aree degli animali, piante e minerali. Però parlando quindi della genesi, ovviamente se si fa derivare i pesci, quindi delle entità biologiche viventi da delle rocce, questa classificazione si riduce dal punto di vista dell'origine delle cose. E poi la seconda, volevo sapere se questa classificazione tripartita era presente in Kierkegaard, e se la seconda parte della domanda è se in Kierkegaard prende in considerazione i licheni, che sono delle entità che non si sono molto legate alle rocce, però come genesi non possono neanche essere paragonati degli organismi viventi, anche dal punto di vista di come si sviluppano, ecco. Allora, per rispondere alla seconda, non lo so perché non l'ho letto tutto, ok? Però è possibile. Per quanto riguarda la tripartizione, scusatemi, ma adesso vi parlo praticamente sussurrando. Con la tripartizione credo che
questa tripartizione c'è, ma non è rigida come pensiamo noi. E la cosa interessante è che sia in Kierkegaard che in Aldovrandi, per esempio, c'è da una parte in Aldovrandi in maniera molto più notevole un tentativo di classificazione e poi però tutta una serie di altre eccezioni. Cioè, una delle cose per me più interessanti è il fatto che Aldovrandi pensa al mondo minerale, quindi alle rocce create nel grembo della terra, ma anche alle rocce create nel corpo degli esseri viventi, e quindi c'è tutta una parte in cui lui studia i calcoli, cioè scrive un'opera che si chiama Museo Metallicum e poi va a prendere i testi di Gessner e prende i calcoli di persone famose e li disegna, oppure le pietre prodotte dalle teste negli organi interni degli animali. Era quasi ossessionato da rane, pesci o mammiferi che producevano qualcosa di simile al mondo minerale. L'esempio più famoso è il bezoar, che in realtà è il prodotto di una... Cioè se gli erbivori mangiano qualcosa, anche le balene lo fanno, ma in maniera diversa. Il bezoar è se un erbivoro mangia qualcosa che non riesce a digerire, il suo corpo lo avvolge nel corso del tempo e quindi diventa una calcificazione e poi o la espelle oppure muore. E queste pietre, che erano molto rotonde, perché a forza di stare nello stomaco di un erbivoro diventavano belle lisce, venivano considerate sin dall'antichità come delle pietre che avevano proprietà quasi magiche. La stessa cosa per l'ambra grigia nelle balene, che è un processo simile, e i nostri calcoli renali sono una cosa abbastanza simile. Quindi lui studia tutto insieme. E quindi questa classificazione così netta che abbiamo noi allora non era così precisa. E la stessa cosa per esempio, i coralli. Erano piante o erano parte del mondo minerale o erano parte del mondo animale. Tutte queste ambiguità classificatorie nel Seicento diventano fondamentali per cercare di comprendere meglio la natura. Scusatemi ancora, ma meno male che non è registrata, perché sennò... Invece è registrato. Però passerò la storia. Bene, Sono io ricordata degli c'è studenti di Capo un'altra piccola domanda, poi credo che libereremo le nostre prigioniere. Velocissima, e per la professoressa Frank sulla questione diciamo che gli elementi del giardino sono parte di una geometria visiva più che del percorso appunto sensoriale corporeo. Questo appunto riguarda il giardino rinascimentale e barocco, è una visione a posteriori, diciamo, come viene intesa in questo contesto? Sì, allora questo è un po' un problema perché cioè, Battisti intende parlare del giardino italiano. Un po' è sottointeso che si intende il giardino quattrocentesco e cinquecentesco. Però in realtà anche no. In realtà si può andare cronologicamente più avanti e si può anche andare indietro. E poi in realtà, cioè il denominatore comune di che cos'è un giardino è immenso dal punto di vista dell'estensione, perché lui cioè cita moltissimi esempi francesi e esempi ungheresi, eccetera, che non sono il riflesso di qualcosa di italiano, ma che corrispondono, come dire, a una cosa simile. E quindi la particolarità italiana sarebbe proprio quella
cioè di immaginare una progettazione che includa contemporaneamente la scelta del sito, l'organizzazione dell'edificio, del giardino in relazione al paesaggio. Cioè è una, come dire, è obbligatorio che ci siano questi elementi per poter parlare di giardino italiano. Adesso se noi cerchiamo di contemplare una situazione seicentesca non italiana, prendiamo una cosa a caso, Versailles, il fatto è che questo è a livello di giardino e di territorialità del giardino, è una cosa diversa e soprattutto ci sono le preesistenze, cioè la casa esiste già e si compone poi in funzione della casa già esistente. Sì? Questo per Battisti non sarebbe possibile in un giardino italiano, perché il giardino italiano presuppone appunto che il sito sia scelto in funzione proprio della possibilità di poter sviluppare questo dialogo a tre, diciamo, casa, giardino e paesaggio. Sì. Questo non vuol dire che non c'è il dialogo in Francia nel Seicento, sì? Però è diverso. Ma è molto complicato, e leggete quel testo. Sì, in generale, intanto grazie ancora a Monica e a Martina per questo bellissimo seminario. In generale leggete Battisti perché mi pare che questa è proprio la conclusione assoluta a cui possiamo giungere tutti e insomma c'è davvero quello che ha l'espressione che ha usato Martina è assolutamente calzante, un seminatore ed è anche un seminatore disturbante, cioè non è un seminatore qualsiasi, cioè mentre semina disturba, quindi è veramente destabilizzante, quindi ancora davvero tutto da scoprire. Io vi ringrazio molto innanzitutto le nostre relatrici, ringrazio tutti voi per essere stati con noi, vi do appuntamento al 10 aprile per l'ultimo incontro del ciclo dei seminari di Rive, parleranno Anna Bellavitis dell'Università di Rouen e Riccardo Tonini del Centro Studi Rive. Grazie.